Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Vediamo i titoli. Rifiuti, si naviga a vista per evitare la nuova chiusura della discarica di Lentini. La Regione cerca soluzioni. Intanto metà dei comuni siciliani sono sommersi dalla spazzatura. A Catania, emergenza discariche abusive. Si svolgeranno domani i funerali del piccolo Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo a Palazzola Creide. I primi risultati dell'autopsia confermano la morte per annegamento, proclamato il lutto cittadino. Ancora polemiche per il festino sull'isolotto di Isola delle Femmine. Il DJ della serata ci mostra il documento firmato dalla proprietaria che autorizzava la festa. 2 anni fa la sparizione da Acate di Dauda Diane, livoriano che lottava per i diritti dei braccianti invisibili nei campi. Oggi si chiede di dedicare la giornata del 2 luglio contro lo sfruttamento del caporalato. Emergenza sicurezza a Palermo, ronde notturne nel centro storico contro pusher e scippatori. A Messina, videosorveglianza dopo le risse della Movida. A Catania, rapinato e ferito con un colpo di pistola un noto ginecologo all'uscita di una casa dalla scogliera. Calciomercato, domani il via alla nuova stagione del Palermo. I rosanero ripartono da Coccaglio, lo slovacco Ghiomber è tra gli obiettivi per la difesa. Il Catania vicino all'esterno mancino Anastasio e all'attaccante D'Andrea. Bentrovati. In primo piano, come avete sentito, c'è ancora l'emergenza rifiuti. Ci sono 200 comuni dell'isola che navigano a vista per evitare la nuova chiusura della discarica di Lentini. La Regione intanto sta cercando soluzioni, ma sentiamo tutto nel pezzo di Orazio Longo. L'ennesima emergenza rifiuti dietro l'angolo, uffici regionali al lavoro alla ricerca di soluzioni tampone dopo la notizia della imminente chiusura della discarica di Lentini, un sito che serve 200 comuni della Sicilia centro-orientale. Tutto nasce dallo stop al TMB, l'impianto di trattamento dei rifiuti della discarica in amministrazione controllata. I dipartimenti regionali del territorio e ambiente e quello dell'energia, acqua e rifiuti sono al lavoro per trovare soluzioni a dove collocare i rifiuti. I cancelli infatti dovranno restare chiusi per riempimento dei piazzali di abbancamento già dalle prossime ore, se non al massimo rinviando il problema di 24-48 ore. Per fronteggiare l'emergenza generata sono state necessarie ben 2 ordinanze regionali che avrebbero dovuto dare 20 giorni di tempo per risolvere il problema. Invece la situazione è tornata a precipitare dopo appena 5 giorni. Adesso lo stop sarebbe imminente. Sul tavolo allora ritornano le ipotesi di conferimento provvisorio a Enna o a Siculiana, mentre si spinge sull'acceleratore per il rilascio dei permessi ambientali che permetterebbero il ritorno alla normale attività quotidiana degli impianti di trattamento. Ma la soluzione ancora non c'è e intanto scoppia la polemica con le opposizioni che attaccano proprio i 2 dipartimenti già al centro delle critiche di Schifani nei giorni scorsi. Nel frattempo l'emergenza incombe e il caldo certamente non aiuta. E nonostante gli appelli del sindaco Trantino e anche dell'arcivescovo Renna, Catania affoga tra i rifiuti. Catania, uno dei 200 comuni appunto che sta vivendo questa emergenza. Vergognose cartoline arrivano dalle vie Toledo e Calliope, dove nel fiume Acucelle è finito anche un divano in pelle. Ci dice tutto Tonino De Mana. Da un lato il mare, dall'altro la montagna. Di spazzatura. Mentre si susseguono gli appelli al decoro con il sindaco Trantino e l'arcivescovo Renna impegnati in prima linea a catechizzare i cittadini, Catania continua ad essere invasa dalla spazzatura che aumenta di volume con il passare dei giorni. Da queste parti regna l'anarchia, la spazzatura viene più bruciata che raccolta. Ci troviamo in via Toledo, non distante dal Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Catania, e quella che vi mostriamo non è una strada, tra l'altro chiusa al traffico con tanto di cartello crivellato di colpi, ma una mega discarica dove si trova davvero di tutto. Impossibile fare un elenco, ma la tipologia di rifiuti è davvero ampia. Si scarica di tutto. Qui da noi puoi trovare di tutto. Io abito qui di fronte al primo piano e non esco dal balcone da tanti mesi, da parecchio, anche perché è abbastanza schifoso. Diciamo che dall'altro lato abbiamo una vista meravigliosa, abbiamo il mare
e poi dall'altro lato c'è questa schifezza. Non parliamo poi dei topi che ci sono, penso che ce ne sono a milioni, e non ci facciamo mancare nulla. E aggiungo anche moscerini e zanzare che in questo momento ci stanno infastidendo, sì. Ci spostiamo più a nord per trovare la famosa via Calliope, dove le telecamere dei sistemi di videosorveglianza del comune di Catania non hanno, a parte qualche eccezione, risolto il problema. Cumuli di immondizia, mobili, scarti edili e pezzi di auto invadono la sede stradale, ristretta sempre più, persino all'altezza di una curva già di per sé pericolosa. Oltre al guardrail è ancora peggio, visto che la discarica si estende sulle sponde del fiume Acquicella che scorre accanto al cimitero. Ed ecco la ciliegina sulla torta, un bel divano bianco nel fiume. Abbiamo documentato tutto, questo oggettivamente mancava. E adesso cambiamo argomento, parliamo della tragedia di Palazzolo Acreide. È stata restituita alla famiglia la salma del piccolo Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni che è morto dopo essere caduto in un pozzo. Domani ci saranno i funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo. Si terranno domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Sebastiano a Palazzolo Acreide i funerali di Vincenzo Lantieri, il bambino di 10 anni morto dopo essere precipitato all'interno di un pozzo di un fondo agricolo didattico utilizzato per un campo estivo. La messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia che è stata eseguita da Francesca Arlich su incarico della Procura di Siracusa, le cui indagini sono coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, il piccolo Vincenzo sarebbe morto per annegamento. All'esame autoptico hanno assistito i medici di parte nominati dalle 9 persone che sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui il proprietario del terreno dove stava avvenendo il campus estivo, la 54enne educatrice che si è lanciata nel pozzo per tentare di salvare Vincenzo e altri 7 operatori presenti in quel momento con l'accusa di omicidio colposo. La procura aretusea ha inoltre incaricato i carabinieri del RIS di Messina di effettuare un sopralluogo nell'azienda di Contrada Falabia in modo da poter eseguire rilievi scientifici nel pozzo. Con il supporto di un'equipe di psicologi saranno presenti alcuni minorenni che quella tragica mattina di giovedì scorso hanno assistito impotenti all'incidente che ha portato alla morte del piccolo Vincenzo. Un bimbo di 4 anni è caduto accidentalmente in una piscina di un agriturismo a Caronia, dove si trovava in vacanza con i genitori. La coppia era una coppia straniera, il piccolo stava giocando a bordo piscina, si trova adesso ricoverato in condizioni gravi ma stabili al reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Catania, ci sono 10 persone arrestate, le accuse sono bancarotta e riciclaggio per favorire un clan mafioso. Sentiamo. Un filo conduttore portato avanti allo stesso modo per anni. Svuotavano società fallite e le ricreavano da altre parti, anche con lo scopo di favorire il clan mafioso Pillera Puntina. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 10 persone, 4 sono finite in carcere: Antonio Alfio Messina, Antonino Zingale, Silvestro Zingale e Santo Finocchiaro, e 6 ai domiciliari. L'accusa: bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso. L'operazione è stata denominata appunto filo conduttore e ha visto impegnati oltre 60 militari delle Fiamme Gialle. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli indagati per 1.250.000 euro. L'inchiesta è partita dal fallimento a fine 2018 di una società a responsabilità limitata di Pedara che operava nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti telefonici. 3 degli attuali indagati erano stati accusati di aver sottratto il patrimonio aziendale a beneficio di una nuova società con sede legale a Trecastagni, sempre riconducibile alle stesse persone. La ditta di Pedara era ormai gravata da ingenti debiti erariali per circa 8 milioni di euro. Successivamente, nel 2021, le Fiamme Gialle Etnee hanno svolto ulteriori indagini, scoprendo il medesimo schema di svuotamento dell'operatività aziendale a favore di 2 nuove realtà imprenditoriali. Una a Mascalucia, sempre nel catanese, avente come socio unico un uomo legato da stretti vincoli parentali con la famiglia Pillera, e un'altra, una ditta individuale, con sede a Mister Bianco, che secondo l'accusa sarebbe riconducibile alla medesima compagine gestionale del gruppo Zingale. Le stesse aziende sarebbero state inoltre utilizzate alla stregua di strumenti di riciclaggio per immettervi beni e proventi oggetto di distrazione a danno delle società successivamente fallite.
Torniamo a parlare del festino, scandalo sull'isolotto di Isola delle Femmine a Palermo. Le polemiche continuano tra le accuse degli animalisti e le dichiarazioni di chi era presente al party. Il DJ Mauriziotto ci ha mostrato il documento firmato dalla proprietaria. Sentiamo. Eccolo il documento firmato dalla marchesa Paola Pilo Bacci, proprietaria dell'isolotto di Isola delle Femmine, dove Guardia di Finanza e Costiera hanno interrotto lo scorso sabato sera un centinaio di persone che ballavano, e zia dei 2 medici palermitani che quel giorno festeggiavano il compleanno. Antonio e Vito Triolo, classe 1985, noti per le eccentriche feste a cui partecipa la Palermo Bene, avevano il permesso di recarsi sul territorio dell'area protetta in compagnia di amici, in un periodo compreso fra il 25 giugno e il 10 settembre. Visto questo documento, per me in buona fede andava benissimo. Ho tenuto conto che la Marchese sicuramente sapeva che forse bisognava anche avvisare altre autorità, però ripeto, io non entravo in merito perché presupponevo che già era tutto concordato. Che ci fosse in programma qualche altro appuntamento al tramonto, questo non si sa. Le dichiarazioni ufficiali parlano della registrazione di un video per promuovere l'isola. Riprendo attraverso i miei DJ set appunto i sunset, i tramonti nelle location più caratteristiche e belle della nostra terra. Maurizio Giglio, in arte Mauriziotto, DJ protagonista dell'evento, ex membro della Guardia Costiera, smentisce quanto riportato dalla Lipo. Nessun rifiuto è stato lasciato a deturpare il territorio. Posso testimoniare, perché l'ho visto con i miei occhi, che gli organizzatori, fratelli Triolo, avevano portato con sé 2 persone di manovalanza che hanno ripulito la piccola area che abbiamo usato per registrare il video. Non serviva l'autorizzazione perché è una riserva marina orientata, dice la marchesa, il che non significa che non ci possono andare le persone. Intanto la proprietà dell'isolotto è in vendita alla cifra di 1.650.000 euro. Non ci sono tracce di DNA diverse da quelle di Angelo Onorato sulla fascetta stretta attorno al collo dell'imprenditore palermitano trovato morto in auto a maggio scorso. La scoperta fatta dalla scientifica della polizia conferma la tesi da subito avanzata dagli investigatori, e cioè che Onorato, marito dell'ex eurodeputata Francesca Donato, si sia suicidato. Per settimane gli inquirenti hanno fatto accertamenti di ogni genere, ma non sarebbe stato trovato il movente del gesto. I familiari di Onorato però hanno sempre sostenuto di non credere appunto a questa tesi del suicidio. E adesso torniamo a parlare di Dauda Diane. 2 anni fa la scomparsa nel nulla di questo operaio 37enne di origini ivoriane. Da sindacalista aveva denunciato lo sfruttamento dei ragazzi africani. Oggi il magistrato Bruno Giordano chiede che il 2 luglio diventi la giornata nazionale contro lo sfruttamento sul lavoro. Veronica Barbarino. Siamo trattati come schiavi, qui si muore. La denuncia era di Dauda Diane, operaio 37enne ivoriano, mediatore culturale e linguistico, sparito nel nulla il 2 luglio di 2 anni fa ad Acate. In uno dei video in cui denunciava in italiano e in francese la mancanza di sicurezza e la schiavitù dei ragazzi africani che lavorano lungo la fascia trasformata. Quel video è la sua ultima traccia e ad oggi nessun responsabile è stato individuato. La mancanza di progressi nelle indagini solleva seri interrogativi sulla giustizia e la sicurezza per i lavoratori migranti. Oggi il magistrato di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato del Lavoro, Bruno Giordano, propone di dedicare il 2 luglio alla giornata nazionale contro lo sfruttamento del lavoro in nome di Douda, che aveva denunciato. Lui ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le condizioni di insicurezza e lo sfruttamento del lavoro che nelle nostre campagne, nelle nostre aziende, in molte fabbriche è diventata una vera e propria schiavitù, e questo sussiste anche per i riders, per i tirocinanti, per i praticanti, per gli stagisti. Tutto questo sta inquinando la nostra democrazia. Una giornata quindi per insinuare il dubbio e farci riflettere, chiedere verità e per rivendicare dignità. Adesso apriamo una pagina dedicata all'emergenza sicurezza, soprattutto nelle principali città siciliane. Partiamo da Palermo, dal centro storico. Nonostante le ronde notturne e i controlli, pusher e scippatori ad un certo orario diventano i padroni del territorio. Ci dice tutto Marco Gulla.
Noi siamo tutti terrorizzati, dalle 20 in poi si rischia anche di essere picchiati per pochi euro. A parlare è un residente del centro storico di Palermo, questo francobollo della città di giorno è meta di turisti che ammirano le bellezze culturali del capoluogo, ma di notte tutto cambia. Le baby gang entrano in campo e terrorizzano turisti e residenti con furti, scippi e rapine. Tra ronde e controlli poco comunque è cambiato, pusher e scippatori sono padroni incontrastati del territorio. Alle 18 comincia a essere frequentata esclusivamente da tutti questi soggetti che intimoriscono, disturbano, sporcano, spacciano. Nessuno di noi esce dopo un certo orario, né tantomeno vengono persone a trovare i residenti, perché naturalmente la situazione non è controllata. E ad essere presi di mira oltre ai residenti anche i turisti che vengono importunati e derubati. I turisti per prima vengono derubati dai borseggiatori, vengono importunati le ragazze con degli atteggiamenti poco simpatici e poco rassicuranti, le persone più grandi vengono proprio invitate allo spaccio a comprare la droga. Veramente bisogna viverci e transitare in queste ore per capire il disagio, l'insicurezza e il degrado che abbiamo in questa parte meravigliosa della nostra città. Da giorni sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine, ma i residenti chiedono un presidio fisso quotidiano. E a Messina invece, dopo una violentissima rissa notturna sulla Riviera Nord, si torna a parlare di movida e di sicurezza. Approvato questa mattina il regolamento sull'installazione delle videocamere di sorveglianza. Saranno oltre 1000. Francesco Triolo. Una rissa violentissima fuori da un lido della Riviera Nord di Messina, con coinvolti oltre 20 giovani, e quanto si è verificato sabato notte, con scene di inaudita violenza, come si vede da un video che circola sui social e che è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo i fatti ed identificando i protagonisti. Ad avere la peggio un giovane che è stato ricoverato in ospedale per i traumi riportati e dimesso l'indomani mattina. Sull'episodio indagano i carabinieri che sono al lavoro per identificare i partecipanti e ricostruire la dinamica e il motivo. I militari stanno anche sentendo alcuni testimoni e l'episodio ha riacceso i riflettori sulla mala movida fuori dai locali notturni. Se ne è parlato anche questa mattina in commissione consiliare, dove all'ordine del giorno c'era l'approvazione del regolamento per l'installazione di nuove videocamere di sorveglianza, 1064 che saranno posizionate sul territorio cittadino e soprattutto nei luoghi della movida e sulle strade dove è necessario il monitoraggio, un aspetto, quello della violenza fuori dai locali notturni, che è stato sottolineato da diversi consiglieri comunali di Messina. E adesso invece parliamo di emergenza sicurezza a Catania, dove un noto ginecologo catanese è stato ferito con un colpo di pistola alla coscia. L'uomo era appena uscito dalla sua villa alla Scogliera per dirigersi in clinica quando l'auto è stata affiancata da uno scooter con 2 persone a bordo che gli hanno intimato di consegnare il Rolex che portava al polso. Di fronte alla reazione, uno dei 2 rapinatori ha esploso un colpo di pistola, ha ottenuto l'orologio, poi sono fuggiti. Il medico si trova ricoverato al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura etnea ha aperto un'inchiesta. E adesso chiudiamo con questo argomento e invece parliamo di spettacolo, di musica, della musica di Patrizia Laquidara, che torna protagonista in radio con Assa Benerica, un brano che fonde tradizione ancestrale con sonorità pop e influenze contemporanee. La cantautrice siciliana lo definisce un esorcismo musicale, un omaggio alla città di Messina e all'antica processione della Vara che si celebra il 15 agosto. Eva Spampinato.
di Messina. Pregando la santa, la folla che avanza, batte e pulsa. La vada perché è una processione a cui assistevo molto andavo ad assistere quando ero molto piccola. Si partiva da Vicenza e si raggiungeva a Messina, e io ricordo che da bambina ero molto affascinata da questo grande carro votivo che a un certo punto appariva sulla strada. Mi sembrava una cosa epica, una macchina epica e trionfale. Il brano, registrato e mixato a Lisbona, vede la collaborazione di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam, e del musicista, compositore messinese Tony Canto. Il video è stato girato proprio a Messina per rendere omaggio anche alla città di mio padre, una città che io amo. Poi c'è lo Stretto, che secondo me è uno dei panorami più suggestivi, più belli, ma non solo, anche mitologici che abbiamo in Italia. Prima di fermarci per una pausa, c'è un'ultima ora. Sono stati denunciati alla procura tutti gli 8 partecipanti al party organizzato da 2 fratelli gemelli medici palermitani a Isola delle Femmine, che è appunto una riserva naturale. Il festino è avvenuto sabato scorso. Per tutti il reato contestato è di aver preso parte allo svolgimento di un'attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva, che è la LIPU. E noi adesso ci fermiamo appunto per una pausa, ritorniamo tra poco con il calciomercato. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calciomercato. Il Palermo si concentra sulla difesa, interesse per Ghiomber. Il Catania invece è vicino ad Anastasio e D'Andrea. Sentiamo Marco Carli. Operazioni cominciate da poche ore, il tutto a qualche giorno dall'inizio della stagione per i club con il ritiro precampionato. Ecco perché questa fase è molto importante per mettere le basi, sempre stando attenti al budget. Il nome nuovo in casa Palermo è quello di Ghiomber, ex Catania, ha risolto il contratto con la Salernitana, giocatore slovacco che ha partecipato anche agli europei e potrebbe rinforzare la difesa dei rosa. Dato per chiuso l'ingaggio di Nicolau, i rosanero non mollano la pista Ferrari, ma la cremonese è in vantaggio. Per il centrocampo le attenzioni sono ancora per Mazzitelli. 2 nomi su tutti al momento in casa Catania: Anastasio, il laterale mancino, ultima stagione alla Casertana, 2 gol per lui ma di proprietà del Monza, ed Andrea del Cirignola, accordo di massima già raggiunto come ammesso dal direttore sportivo dei pugliesi di Toro. E poi c'è la questione attacco con Lescano, Varela, ma anche altre piste battute da Faggiano. In difesa piace Di Gennaro, ma sul difensore della Carrarese ci sono anche altre società. Stessa situazione anche per Casasola della Ternana. In casa Messina proseguono le questioni societarie. Pietro Sciotto, come comunicato dallo stesso club, d'accordo con il gruppo anglo-americano che potrebbe rilevare il pacchetto di maggioranza, ha provveduto agli adempimenti economici di fine stagione 2023-2024. Potrebbe essere la svolta con il gruppo acquirente che indicherà il nuovo direttore sportivo. Le ultime voci parlano di un DS giovane che potrebbe essere affiancato da Rino Foschi come consulente. Il Trapani, dopo aver confermato Torrisi in panchina e Mussi come DS, dopo i tanti nomi già vicini all'ufficializzazione, fra cui Canute, potrebbe chiudere a centrocampo per Mastrantonio. E questo servizio chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie come sempre per averci seguito a tutti voi. Un buon proseguimento di serata.